questo che giustifica quello che sto per dire. Si intende per amore platonico quel tipo di sentimento amoroso esclusivamente spirituale. Questo sentimento può essere rivolto, che ne so, a K, la mia musa ispiratrice a cui dedico anche questo video, ma secondo Platone anche a delle forme di vita insospettabili. Sceglietele voi. Potrebbe essere il suolo di questo paese nel quale esisto da quasi 50 anni, al quale con riconoscenza dico grazie. Potrebbe essere il vuoto che ci ha lasciato un amico veramente insostituibile. Potrebbe essere la prosa di un grandissimo romanziere, penso a Lev Tolstoi in modo particolare, per il quale sto realizzando un documentario sostanzioso. Potrebbe essere il ricordo di un antenato, poeta. Potrebbe essere qualsiasi forma di vita. Perché penso che sia egoistico dare tutto noi stessi a una singola persona, a un singolo oggetto. Tra poco declamerò questi 4 versi in lingua sarda, cercherò anche di fare una traduzione simultanea in italiano per gli amici tedeschi, per poter capire ulteriormente il concetto profondo di questa mia modestissima performance. Il grande Lev Tolstoi, scomparso nel lontanissimo 1910, sosteneva che l'amore platonico non rappresenta drammi, perché in quanto tale è spirituale, è puro, è alla portata di tutti, persino alla portata di quelli che non hanno mai avuto la fortuna di incontrare la cosiddetta anima gemella. Poi c'è l'amore carnale. In letteratura è stato rappresentato potentemente, che ne so, dalla relazione di 2 grandi artisti immortali, D'Annunzio e Eleonora Duse, i quali pensate che verso quest'ora, proprio all'imbrunire, nei luoghi più suggestivi del panorama italiano, loro si recavano verso quest'ora al mare, accarezzavano l'acqua salata, si immergevano nel cuore di essa e facevano l'amore. Poi c'è stato l'amore tra Gozzano e Amalia Guglielminetti, un amore decisamente più spirituale, molto epistolare, basato su della prosa avvincente che ha lasciato un segno indelebile. Poi in tempi come questi prevale l'amore rozzo, l'amore canaglia, quel tipo d'amore che si basa sui disvalori del consumo, che poi sono usa e getta, questo continuo appagamento di carattere carnale, che è necessario, e viva Dio, ma non basta per regalarci una dimensione appagante ed eterna, soprattutto nella dimensione utopica. Ebbene, ora vi leggo questa breve poesia in lingua sarda e poi cercherò, ripeto, per gli amici tedeschi di tradurla simultaneamente in italiano. Ecco che cos'è l'amore platonico, l'amore spirituale secondo il mio modestissimo punto di vista. Bella, in totto simile a su sole, tanto chi fisso ammirato s'agaradua de berano. Sese de su varnasus a memoria e ti mostra disizzosa che una rosa de maggio. In mesu a sa stella de amore che cantano con oghe armoniosa ogni divago
dell'anima mia. Bene, ringrazio ancora una volta l'immarcescibile Antonello Correddu che mi ha ripreso presso casa mia. Tra poco inizierà la stagione dei video, saremo determinati a regalarvi delle piccole emozioni. Buona serata, buon Ferragosto e fate l'amore, perché questa è la stagione dell'amore, come cantava il compianto filosofo e poeta Franco Battiato.